Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di Le apparenze ingannano, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegara, al canale YouTube di Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera Ildegara, Marietto Veneziano, coadiuvati dalla grandissima Minas, teniamo un percorso esoterico. Eventualmente potete venire anche alle 21 ogni sera, perché il De Garda ha promosso un muro di fuoco eterico per proteggere l'Italia da questo periodo nefasto, che è chiaramente coadiuvata da un gruppo di maghi in erba che stanno aiutando il De Garda con le loro energie spirituali. Bene, iniziamo questa pillola, perché mi sono reso conto che alcune persone guardano, come si dice, il dito e non la luna. Quando il maestro indica la luna, ci sono alcune persone che guardano il dito e non la luna. Perché? Perché alcune volte io nelle mie varie pillole, in un certo senso, promuovo alcuni grandi esoteristi. Grandi esoteristi che effettivamente il vostro Marietto sa che sono validi, cioè nel senso che hanno stile, qualità, competenze, sono delle belle anime, però chiaramente ogni persona di questo stile qua, di queste qualità qua, ha un suo carattere personale, ha un suo modo di fare. Ci sono quelli che sono più eleganti e friendly, diciamo così, e quelli che sono meno eleganti, però la qualità è sempre altissima. È chiaro che se uno è abituato allo stile di Hildegarda o del vostro Marietto Veneziano, magari un pochettino, sapete, un po' guascone, un pochettino così, che visto che questa vita è già una bella salitella, bisogna raccontare le cose in modo un pochettino allegro, perché è chiaro che se una persona si trova già un attimino in salita, se gli si inizia subito con un K2 e un Himalaya, la vita diventa veramente pesante. Però purtroppo alcune volte queste persone si rivolgono, magari perché il vostro Marietto Veneziano ne parla bene, no? Perché effettivamente valgono, e però queste persone magari hanno un loro carattere, un loro stile, una loro personalità, e magari può, come si suol dire, essere difficile l'impatto del primo, come si dice, del primo incontro. Il Marietto non ci guadagna niente promuovendo queste persone, però sa che lavorano bene, no? Hanno dei loro prezzi, chiaramente, ognuno poi fa il suo prezzario, ognuno poi è un libero professionista e chiaramente di conseguenza lavora. Non è detto che uno perché costa di meno lavora peggio, è una questione di, come si dice, marketing, di mercato. Uno si mette sul mercato a un determinato prezzo perché vuole raggiungere, magari se sta più basso, vuole raggiungere più gente per aiutare più gente. C'è invece chi alza i prezzi per il semplice fatto che ha un certo, come si suol dire, valore sul mercato e preferisce parlare con meno gente, ma con gente che ha più possibilità economiche, chiaramente. Però questo non vuol dire che lavora meglio o peggio. Quelli che ha sempre nominato nelle varie pillole Marietto Veneziano sono veramente esoteristi di prima qualità, sono esoteristi che anche dietro le quinte stanno aiutando a loro modo l'Italia come possono, no? E non sono personaggi che, come si suol dire, da prendere sotto gamba, sono veramente persone che hanno delle competenze professionali altissime, dai Render, al Fusco, a Mago Alex, al Pierini e a Hildegarda. Insomma, ogni personaggio di quelli che il vostro Marietto Veneziano ha nominato sono effettivamente dei personaggi, come si suol dire, ad esempio anche Maiorca, sono personaggi veramente che hanno delle conoscenze altissime di magia di qualsiasi tipo, secondo me. Poi è chiaro che quando una persona si approccia a loro, si avvicina a loro, li contatta, poi devono anche capire che loro hanno una loro qualità anche empatica, quindi ci sarà quello magari che entrerà subito in sintonia e quello che non entrerà in sintonia. Però questo non preclude la qualità del loro lavoro, no? Vi dico questo perché dovete capire che ogni persona che voi contattate a livello esoterico ha il suo stile.
quindi il vostro marietto la prende un pochettino alla guascona, ma non è certamente inferiore il lavoro del marietto a quello di un altro esoterista, diciamo, più famoso. È solamente questione di impostazione mentale, no? E quindi dovete in un certo senso mettervi il cuore in pace che non tutti sono come il marietto, non tutti sono come Pinco Pallino, ognuno ha il suo stile e il suo modo di approcciare, come si dice, i problemi. No? Bene, detto questo, il vostro marietto vi ringrazia, vi ricordo ancora che se volete dei consulti free, cioè senza pagamento, vi ricordo che al lunedì sera nel canale del vostro marietto veneziano alle 20:30 si tiene una mezz'ora per quelli che vogliono fare delle domande gratuite. Se no, se contattate in PVT il vostro marietto sono 20 euro tramite pagamenti tramite PayPal, altrimenti o mercoledì sera alle 20:30 o al sabato pomeriggio alle 3:30 o alle 4, sempre nel canale YouTube del vostro marietto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!